Ben trovati a voi tutti con la terza pagina e l'Elzeviro della cultura di questa vostra emittente. Permettetemi in questo durissimo momento per tutti di dare un input sia ai vostri editori che ai vostri e nostri politici, affinché davvero possa valere per appunto tutti. In questo momento abbiamo problemi di inaspettate bollette elettriche. Per le vostre radio e le vostre televisioni, problemi amplificati. Vogliamo continuare ad informarvi e vogliamo continuare perché voi possiate permettervi di essere informati. Ebbene, nel 2008 un decreto legge chiamato Spending Review in giugno aveva tagliato tutti i contributi pubblici. Era un diritto acquisito. Informare costa, è un servizio pubblico. Corretto avere sostegno. Non può essere un onere soltanto a carico degli editori. L'informazione costa e ben più di quanto incassa. Essendo un diritto, il problema è stato subito risolto dal governo stesso, che ha restituito questo diritto soggettivo ad un diritto acquisito dei contributi alle emittenti che svolgono informazione di interesse generale ai sensi della legge 250 del 1990, con un emendamento opera del governo stesso. Ripeto, l'interesse generale è stato dato all'informazione da 3 sentenze della Costituzione e per tutte le emittenti che hanno svolto attività di informazione c'era il beneficio dello sconto del 50% su energia elettrica e linee telefoniche. Oggi quanto mai necessario, però dal 2010 con fonti secondarie, e cito solo l'ultima, il decreto legislativo 70 del 2017, ci è stato tolto quello che il governo stesso aveva restituito in quanto diritto acquisito, inviolabile in uno Stato di diritto. Auspico che i nostri nuovi politici, come il nuovo governo, possano avere a cuore le sorti delle imprese che svolgono informazione in ambito locale, come di chi fruisce l'informazione in ambito locale. I segnali mi sembrano confortanti, quindi buon lavoro. La terza pagina di questa settimana vi propone, da un luogo speciale, la Sala dei Battuti del Duomo di Conegliano, il prestigioso quartetto d'archi della Escuela Superior de Música Reina Sofía di Madrid, gli Handel de Puertos del Estado, quartetto formato da Paolo Tagliamento e Mohamed Hiber, Momo Hiber, violini, l'uno con un Ruggeri, l'altro con un Andrea del Gesù, Raquel del Benito alla viola e David Martin al violoncello. Erano i primi classificati della scuola e sono stati premiati personalmente dalla Reina Sofia di Spagna. In programma di Franz Joseph Haydn, il quartetto numero 66, opera 77, op 3, 81, Lobkowitz, e di Ludwig van Beethoven, il quartetto numero 9, opera 59, numero 3, Zembustowski. Buon ascolto.
Una importante preghiera è quella di cercare di non interrompere la magica concentrazione dei ragazzi mentre stanno suonando. Applaudiamo soltanto alla fine, grazie.
Paolo Tagliamento, Mohamed Hiber, Raquel De Benito e David Martin di Handel, Puerto del Estado. Un ultimo applauso.
La nostra terza pagina, quella che avete appena ascoltato, era dalla Sala dei Battuti di Conegliano con il quartetto d'archi della Scuola Superior de Música Reina Sofia, la Handel de Puertos del Estado, quartetto formato da Paolo Tagliamento, Mohamed Iber al violino, Raquel De Benito alla viola, David Martin al violoncello. Erano i primi classificati della prestigiosa scuola spagnola, premiati personalmente, come ho già detto, da Sua Maestà la Regina Sofia di Spagna. Il programma stupendo, Franz Joseph Haydn, il quartetto 66 opera 77 Ob terzo 81 Lobkowitz e di Ludwig van Beethoven il quartetto numero 9 opera 59 numero 3 Razumovsky. Grazie e alla prossima.